bravo Pirla, gli faccio io. Cosa fai? Vai a aprire i conti in Svizzera adesso, dopo lo scudo che c'è stato 2 anni fa e soprattutto dopo l'inasprimento che ha l'Agenzia delle Entrate nei confronti di tutte le transazioni finanziarie riportate che rispettano le dichiarazioni di redditi e il monitoraggio fiscale. È una pazzia. Avrebbe senso delocalizzare finanziariamente, ma non in Svizzera, anche in tanti altri paesi, solamente se lo si fa in maniera illegale, che io vivamente sconsiglio di fare perché espone a due tipi di reati. Ma se lo devo fare, la delocalizzazione finanziaria, quindi riportare nel quadro RWV, terza sezione, i trasferimenti di importo superiore a 10.000 euro, menzionare alla tax authority dove ho posizionato la liquidità, cosa pensate? Che quella non verrà colpita un domani che ci sarà una patrimoniale sui depositi, un domani che ci sarà la spaccatura euro A, euro B? Non si scappa, ricordatelo, in ogni caso siamo obbligati a pagare o con l'inflazione, o con una patrimoniale, o con prelievi coatti, o con tassazione che andrà a colpire il consumo indiretto. Non c'è modo di scappare. Via dai BTP e dalla borsa il denaro torna in banca. Ecco, questa è una straordinaria occasione per chi siede a un governo tecnico per colpire gli asset finanziari italiani, perché sono lì, sono tutti depositi vincolati a termine, 3, 6, 9, 12 mesi, che avete sottoscritto di recente per la paura sul mercato obbligazionario e su quello azionario, e li avete parcheggiati su banche che vi hanno rimbambito quella pubblicità assordante: porta qua denaro, ti paghiamo l'interesse anticipato, lascialo qua, vai a casa, vai a divertirti. E queste sono le occasioni migliori per implementare una politica di tassazione sugli asset finanziari, cosiddette patrimoniali, colpendo il denaro perché è facilmente individuabile. Panorama banche velocemente. Quanto stiamo sconfinando? Perfetto. Panorama banche velocemente. Allora, secondo voi, rispetto a 3 anni fa, fallimento Lehman, il sistema bancario sta messo meglio o peggio? Caspita, siete tutti economisti o no? Gli unici che non hanno capito sono quelli che stanno a Roma o quelli che stanno a Bruxelles. Scricchiolano le banche europee, torna la sindrome del crack Lehman. Non aprite quel forziere, cioè qui stiamo parlando di istituti di credito major nazionali di rilevanza che sono stati obbligati prima a prendere in prestito i Tremonti Bond e poi a rifinanziarsi attraverso processi di ricapitalizzazione forzata per 1/3 miliardi di euro. Qualcuno pensa alle famose riserve auree, ma tanto italiani alle riserve auree, la terza nello specifico, 2500 tonnellate di oro, che con l'oro proiettato forse a $2.500 l'oncia vogliono prendere e svendere. Anche qua capiamo quante persone hanno studiato alla Bocconi che poi si trovano a fare i ministri oppure i governi tecnici. Cioè toccare le riserve auree in questo momento qua italiane significa toccare quel poco di credibilità che ancora abbiamo, perché guardate la Cina quanto denaro sotto forma di metallo giallo ha, circa 1000 tonnellate, guardate il Giappone 750, guardate l'India 500, guardate vabbè, non importa. Quindi diciamo un paese che ha una ricchezza sostanziale che ci dà ancora tanta credibilità, è un po' come se fosse un tesoretto di ultima spiaggia, e se l'oro veramente andrà a $2.500 l'oncia, potrete immaginare quanto varranno queste 2.500 tonnellate, quindi mai che si andranno a toccare, anzi casomai utilizziamole per un futuro in cui si dovranno ripristinare i tassi a corso forzoso con nuove divise nazionali, ancorando quella divisa alla riserva aurea che detiene il singolo paese. E questa sarebbe una manovra sensata fatta da un governo tecnico, non di un banchiere ma di uno statista. Tutte quante le major, Unicredito, Monte dei Paschi, UBI, Banco Popolare, Intesa è quella che sta un po' meglio di tutte, quella che sta ancora facendo più utile, sono destinate a rifinanziarsi. Quindi chi adesso sta seguendo l'andamento delle quotazioni dei titoli bancari dice: ma
saremmo arrivati al minimo. No, non si può sapere dov'è il minimo. Montepaschi a 30 centesimi può andare a 10 centesimi, Unicredito a 75 può andare a 25, nessuno sa dov'è il pavimento dal quale poi riemergerà. Quello che è certo è che i mercati probabilmente stanno scontando eccessivamente che cosa? Il fatto che la crisi cosiddetta del debito sovrano in Europa sfugga di mano e peggiori drasticamente. In realtà i mercati, che sono un termometro, soprattutto le quotazioni in borsa, che sono un mercato dell'economia, al momento attuale che cosa stanno scontando? Lo scenario produttivo ed economico del paese nei prossimi 5 anni, in cui ci saranno difficoltà di rimborsare i prestiti erogati in precedenza, aumenteranno gli incarichi, le sofferenze, i crediti inesigibili, le perdite su crediti, diminuirà la redditività tipica per l'attività caratteristica di qualsiasi banca, e questo contrarrà i proventi, mentre aumenteranno i costi. E quindi il titolo bancario, che nei decenni precedenti è stato osannato perché rendeva yield del 7-8%, è destinato ad abbassarsi drasticamente. Siena, cioè il Monte dei Pascoli di Schiena, è uno di questi esempi, cioè una banca che fino a 6 anni fa era considerata una delle più solide al mondo, ha scelto di comprare Anton Meneta in un momento sbagliato a prezzi fuori del mercato, e oggi ne sta pagando le conseguenze. La banca Monte dei Paschi, che ha come azionista di riferimento la fondazione Monte dei Paschi con il 51%, probabilmente perderà la governance, perché sarà obbligata attraverso un processo di ricapitalizzazione a far entrare nuovo azionariato e quindi a scendere sotto il 51%. A quel punto Monte dei Paschi potrebbe diventare una banca facilmente oppabile, cioè oggetto a takeover ostili, quindi qualche altra banca fuori dai nostri confini se la va a comprare, e con i prezzi che hanno le azioni adesso è molto plausibile. Perché si dovrebbero comprare il Monte dei Paschi? Perché è la banca che ha il miglior patrimonio, credono nel piano di rilancio, nella ristrutturazione dell'istituto, ed entrano massicciamente. Ma è difficile adesso andare sul mercato e chiedere, sotto forma di capitale di rischio, di ricevere, di introitare nuove risorse. I debiti sovrani, attenzione, questo non ne parla ancora nessuno ed è preoccupante, cioè la cosiddetta crisi del debito sovrano europeo è più pericolosa per le assicurazioni che per il sistema bancario, perché le assicurazioni hanno prodotti che devono garantire il sistema previdenziale, l'integrità dei fondi pensione e tanti prodotti finanziari che sono stati emessi e erogati in precedenza, che garantivano il famoso capitale protetto. Il capitale protetto solitamente è un sottostante che soggiace a obbligazioni bancarie o titoli di Stato di altri paesi. Vabbè, qua non c'è tempo, cosa ne parliamo dopo. Invece voglio fermarmi su questo, perché tanti sanno che ne ho parlato anche in altri contesti. Questo è un redazionale tratto da Il Mondo che dice: ma com'è possibile che ci sono banche quotate in borsa che stanno perdendo il 90% di capitalizzazione in 2 anni, e banche che non sono quotate, perché sono banche di credito cooperativo, che, come potete vedere, si attribuiscono attraverso un fai da te il loro valore, che rimangono indenni. Ma secondo voi pensate che sia possibile? Questo è uno dei buboni che sarà destinato a scoppiare. Cioè tutte quelle banche che oggi, nonostante quello che è accaduto negli ultimi 3 anni, hanno detto no, la quota azionaria la quota sociale di partecipazione oggi aumenta del più 5%, più 6%, più 7%, quando le banche collaterali, cioè le banche che operano nello stesso mercato, contigue o a fianco, stanno avendo crolli di redditività, problematiche di ingerenza con la politica di gestione dei crediti inesigibili e, cosa molto più importante, difficoltà di effettuare impieghi. Provate ad andare in banca adesso a chiedervi non il mutuo residenziale, qualsiasi tipo di impiego, sono tutti congelati, prestano 100 se garantite 200, perché il problema principale è innanzitutto ricapitalizzare l'istituto. Per ricapitalizzarlo ci vuole denaro fresco, quindi
tutta quella raccolta che vedete in giro, porta quadrato 3, 4, 5% vincolato, serve alla banca a garantire la capacità di rimborsare prestiti o scadenze nel breve e medio termine. E se c'è qualche bancario qui dentro, cioè impiegato in banca, lo sa benissimo questo, che ci sono delle scadenze a breve che non si può permettere, di lasciare in evase. Quanto abbiamo ancora? Bene, focus di 15 minuti sull'Italia, veramente molto sintetico. Lo troverete molto più approfondito su chi avrà occasione di leggere Era il mio paese, che soprattutto per chi è giovane si renderà conto che cosa significa oggi andare a scuola, eventualmente laurearsi, con il tipo di futuro occupazionale che ci aspetta. L'Economist, che come sappiamo ama tantissimo il nostro paese e soprattutto il suo governo, che se ne è uscito è stato a giugno con questa straordinaria copertina: l'uomo che ha avvitato su se stesso l'economia di un intero paese. Velocemente, Tito Boeri, bocconiano, che dice crisi, 1 anno, 2 anni, ma quale 1 anno, 2 anni? Qua ce ne avranno almeno 7, ma non per uscire, per stabilizzare il mercato del lavoro, per stabilizzare l'andamento dei mercati azionari, per rendere il sistema bancario in grado di reggere alle competizioni future. 7 anni di turbolenza finanziaria. Tomate, industria, qui siamo a casa vostra, anzi a casa sua, industriali, Confindustria Veneto, che dice il cambiamento non può attendere, anche lui che come imprenditore dice vogliamo cambiare, facciamo queste famose riforme, solo che fare le riforme implica ristrutturare coattivamente il paese a danno della maggior parte degli italiani.